Sostenibilità, questa è la parola d'ordine di una giornata organizzata da Coldiretti Treviso. Questa mattina in piazza Cima Conegliano si sono riversate tante magliette gialle per parlare di ambiente e fare il più bel brindisi del mondo. Andiamo a vedere. Beh, innanzitutto un grande ringraziamento a Coldiretti per aver voluto organizzare la giornata della sostenibilità. Era una giornata che aspettavamo a Conegliano, anche perché ringrazio il Presidente di aver aperto i comitati e di aver fatto capire che ci vuole un tavolo unico per risolvere i problemi del nostro territorio. Un territorio meraviglioso che è l'attenzione dell'UNESCO e che sicuramente dopo il parere favorevole del Comitato Scientifico ICOMOS ci vede più vicini al raggiungimento di questo grande traguardo. Ma insieme a questo il territorio deve rimboccarsi le maniche e fare in modo che i turisti, che aumentano del 9% l'anno, trovino nelle nostre meravigliose colline delle strutture adatte alla ricettività come noi la intendiamo e come noi la vogliamo. L'apertura ai comitati e l'apertura dal comitato scientifico dimostra la volontà di Coldiretti di essere trasparente e di dimostrare che il nostro territorio è quel territorio meraviglioso che tutti noi conosciamo. La sostenibilità è importante se si fa in maniera seria, concreta, e oggi credo che la dimostrazione sia proprio questa, che stiamo facendo un percorso assolutamente virtuoso di grande rispetto del territorio e dell'ambiente. Le tante certificazioni che stiamo portando avanti, in primis l'SQNP, che è rappresentata dall'APE, è una certificazione che va assolutamente incontro a quelle che è l'esigenza del territorio. C'è massimo rispetto, c'è un uso ridotto di fertilizzanti, di antiparassitari, vengono esclusi tanti anche prodotti che non sono ammessi e anche meno acqua di irrigazione. Perciò tutto questo serve appunto per produrre un prodotto sempre più sano e con il massimo rispetto del territorio. Vista la risposta che avete avuto in questi 2 giorni, avete in cantiere altre iniziative di questo tipo per i prossimi mesi? Beh, il comitato scientifico ha fatto il primo dossier, ma sarà il primo di tanti perché il monitoraggio sarà costante e continuo. C'è un percorso solo da poco che è iniziato e deve essere portato avanti, va intensificato, va migliorato e fa sì che comunque la sostenibilità non sia solo una parola, ma sia una realtà concreta dove tutti fanno qualcosa appunto per migliorare l'ambiente.